Allora, la manovra dovrebbe andare, vediamo, cambiamo anche il titolo, dovrebbe passare con il voto di fiducia, ha annunciato il governo a fine dicembre, si è parlato del 22 dicembre. Presidente Zecchinel, che cosa, da imprenditori, cosa pensate che sia una manovra adeguata alla situazione? Perché per esempio il centro-sinistra, il centrodestra dice tagliamo le tasse, c'è più occupazione, aiutiamo i pensionati, eccetera. Il centro-sinistra dice l'opposto, aumentate le tasse, tagliate le pensioni, insomma, quindi non si capisce bene a chi dà ragione. Allora, direttore, faccio un passo indietro nel ragionamento e poi alla fine è collegato, no? Quindi la questione dell'autonomia, una delle problematiche è la produttività in questo paese, è legata al disallineamento che c'è tra nord e sud. Nel tempo si è tentato in molti modi di risolvere questa situazione, insomma sono passati decine di decenni, mi verrebbe da dire. Chiaramente l'ipotesi dell'autonomia e quindi diciamo un principio di responsabilizzazione rispetto alle regioni, che tra l'altro hanno delle dinamiche anche di governo per elezione diretta, insomma, quindi hanno anche un sistema molto agile di rappresentanza. Francamente, insomma, è uno degli elementi che può contribuire a colmare questo disallineamento, perché responsabilizzare gli enti territoriali è senz'altro virtuoso. Insomma. D'altra parte, uno degli elementi che da sempre si applicano nell'esercizio dell'impresa è prendere le best practice. Quindi la capacità di generare valore delle imprese si lega anche al fatto che ci sono delle pratiche che vengono prese da altre imprese e giustamente le si applicano e si innestano quelli che si diceva ben prima, che sono quei circoli virtuosi. D'altra parte lo si vede anche nella sanità, che comunque ha una competenza regionale. Ovviamente ci sono regioni che riescono ad avere a dare dei livelli di assistenza importanti, altre che finiscono commissariate, generalmente naturalmente al sud, ma chiaramente questo non vuol dire che insomma anche la sanità pugliese per esempio in realtà ha un suo valore rispetto alle altre regioni. Allo stesso modo quindi in questo quadro si inserisce la manovra. La manovra è una manovra di cui si sta molto discutendo, vale 24 miliardi, ovviamente ha dei numeri relativamente piccoli perché, ripeto, per dare un ordine di idee, il debito pubblico italiano vale 3.000 miliardi, il 110, il bonus 110% ne vale 600, quindi chiaramente è una misura ed è una manovra che si fa tenendo conto del fatto che la previsione economica che si era fatta in sede di pianificazione economica, l'economia è andata peggio del previsto, insomma c'era una previsione di un PIL all'1,2, invece è andato allo 0,8. Questo chiaramente non ha generato cassa e di conseguenza quello che si può fare è estremamente limitato. Una partita importante che si va a giocare è quella del patto di stabilità, perché poi da lì capiremo quanto margine abbiamo di deficit ed è un dato importante che impatta sull'Italia in maniera significativa, perché il nostro Paese ha un rapporto deficit-PIL al 144% ed è il primo Paese europeo. E quindi per dare un ordine di grandezza la Germania ha un rapporto deficit-PIL del 66%. Quindi rende l'idea che la posizione dell'Italia, questa è una battaglia che di fatti si sta conducendo in questi giorni ed è una battaglia fondamentale perché dal patto di stabilità poi potremo capire quanto ci sarà margine, insomma, oltre al PNRR. Certo. Politica può accadere di tutto, per cui non è che la riconciliazione sentimentale si ascrive allo stesso meccanismo, no? Esatto, è l'arte del possibile. Sì, esatto. Senta, le imprese fanno l'impossibile, no? Cioè, no, le imprese fanno assolutamente l'impossibile, è proprio il caso di dirlo, perché poi anche prima sentivo la questione delle pensioni, no? Cioè noi siamo in un paese
in cui ci sono 16 milioni di pensionati. Questi 16 milioni di pensionati all'interno ce ne sono più di 5 milioni che sono pensioni assistenziali, quindi gente che sostanzialmente ha versato i contributi. Prendendo in mano la demografia, abbiamo un paese che ha meno di 400.000 bambini nati l'anno, ormai è un trend che parte dagli anni 90, insomma ci attesta intorno ai 500.000, ma stiamo naturalmente costantemente discendendo. Per cui il combinato disposto di queste due circostanze, per prendere due elementi clamorosi, insomma, ci dà il fatto che c'è una limitata sostenibilità del nostro paese. Questo dovrebbe essere uno dei temi principali, deve essere al centro dell'agenda politica, ma anche dovrebbe animarsi una consapevolezza anche nell'elettorato rispetto a queste tematiche. E poi si collega al MES. L'Italia firmerà senz'altro il MES, non c'è nessuna alternativa. Uno, perché è rimasta l'unico paese a non firmare il meccanismo europeo di stabilità. Tanti paesi ne hanno fatto ricorso, tanti, la Spagna per esempio, il Portogallo, insomma, che hanno delle dinamiche adesso favorevoli. Ovviamente nessuno vuole, però purtroppo l'Italia tarda a firmarlo perché ha delle condizioni di criticità. Queste sono due delle tante. La Germania questo problema ce l'ha meno, ma basta guardare che cosa cuba il PNRR, perché in Italia vale 194 miliardi, 26%, il 10% del PIL, magari Villanova, magari Venturato mi aiuta, e la Germania ha chiesto 26,5 miliardi, quindi l'1% del PIL. Quindi significa che quel paese ha delle risorse ben diverse dalle nostre, tant'è vero che continua anche in maniera, diciamo così, tra virgolette, sleale a dare incentivi per superare le problematiche dei costi energetici, e questo infatti è oggetto di discussione anche a livello europeo, ma lo fa perché ha spazi di bilancio per poterlo fare nonostante una crescita economica negativa. Allo meno 0,4, insomma, che tra l'altro poi probabilmente si confermerà anche nel prossimo anno, con tutta una serie di ricadute anche sull'industria italiana, che è legata nella sua catena di subfornitura a tutti i committenti tedeschi. Per cui quello che voglio dire è che sostanzialmente abbiamo una situazione per cui ogni paese, ogni Stato ha nel corso della sua storia quelle che si possono definire delle sliding doors. Ci sono delle sfide che chiamano il paese, che chiamano la società civile, che chiamano la politica. Ci sono delle sfide che possono essere vinte o perse. Il PNRR è senz'altro una di queste, la demografia, l'inverno demografico è una di queste, e allo stesso modo l'immigrazione, cioè la capacità con cui questo Paese riuscirà a gestire il fenomeno migratorio farà la differenza, perché oggi da imprenditore vi posso dire che i dati di Veneto Lavoro sono clamorosi, insomma, dicono che su 100 posti di lavoro che sono disponibili in Veneto ne vengono occupati soltanto la metà. Quindi di questi 50 posti che non vengono occupati, 25 sono legati al mismatch tra la domanda, tra le competenze che richiedono le imprese e le competenze che hanno i lavoratori. E altri 25 posti di lavoro non vengono occupati perché non ci sono proprio le persone. E questo trend sta sempre peggiorando, perché se guardiamo l'ultimo bollettino di Unioncamere, si chiama Excelsior, e dà una fotografia molto, molto chiara di quella che è il sentiment, definiamolo così per semplicità, delle imprese. Ci sono delle professioni che sono totalmente introvabili, quindi gli operatori sanitari, gli idraulici, elettricisti hanno un tasso di non reperibilità quasi all'80%. Questo problema è un problema lamentato da quasi il 50% delle imprese, nel 2019 era il 30%, quindi sta costantemente peggiorando. Se non affrontiamo queste sfide, ma le dobbiamo affrontare senza ipocrisie, io credo che non sarà semplice per le imprese continuare a fare i miracoli. Sì, continuare a fare i miracoli, è questa la parola giusta.